La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura Luca Sammartino, ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza siccità per il settore zootecnico per l'attuazione degli interventi in favore degli allevatori siciliani. Il presidente della regione Schifani ha nominato commissario regionale il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, dottor Dario Cartabellotta. Tra i provvedimenti individuati nella delibera di giunta, la semplificazione delle procedure, il sostegno delle spese per la transumanza, l'esonero dei pagamenti dei canoni d'affitto delle superfici a pascolo pubblico per l'anno 2024, l'erogazione dei primi contributi per 5 milioni di euro alle aziende per l'acquisto di foraggio e approvvigionamento idrico, la semplificazione delle procedure per l'attingimento dei corsi d'acqua e l'utilizzo delle autobotti per il trasporto dell'acqua per gli animali. Il governo regionale, dice l'assessore Sammartino, mette in campo azioni concrete per aiutare gli allevatori colpiti dalla siccità per la salvaguardia della zootecnia, così come richiesto dagli stessi operatori del settore in occasione degli incontri dell'unità di crisi istituita dal presidente Schifani. Siamo consapevoli del grave disagio che vivono i nostri allevatori per la carenza di pascolo legata alla mancanza di acqua e per gli esorbitanti costi di produzione e di mantenimento del bestiame. Le deroghe previste dallo stato di crisi ed emergenza consentiranno di accelerare le possibilità di aiutare il settore. Insieme al commissario Cartabellotta lavoreremo ad altre misure finalizzate ad aiutare anche il comparto agricolo.